Paolo, allora si è dato addirittura il permesso di chiudere. Chiunque vuole chiudere o ha la possibilità di chiudere dei terreni cintati con muro, siepe o fosso, eccetera, eccetera, rimane, diventa padrone. Se non che i più furbi, quelli che potevano disporre o di manodopera o di possibilità anche di denaro, ha chiuso tutto quanto quello gli veniva comodo. Rivi, sentieri, abbeveratoi, sorgenti, tutto dentro. Anche i terreni già chiusi da altri. Naturalmente ci sono state delle littie, delle sommosse anche, anzi, distruzione delle chiusure. Una rivolta... Specialmente nel Nuorese, soprattutto, perché era venuto lì la maggior parte. E anche nel Bosano. Anche nel Bosano. Perché per riuscire ad avere questo diritto e perché non se ne accorgessero, dovevano farlo di notte questo lavoro. Se non sbaglio, l'ultimo giustiziato, prima dell'unificazione del regno, a Nuoro, è stato proprio un bittese che era capo di una di queste rivolte. Sì, lo credo, sì. Nuoro è la città della Sardegna più conosciuta nel mondo. E questo per merito di Grazia Deledda, i cui romanzi sono stati tradotti in tutte le lingue. Nugaro la chiamavano nel Medioevo. E ancora oggi così pronunciano il nome i suoi abitanti, all'antica. Qui, in questa piazza alle porte di Nuoro, fu impiccato il ribelle pastore di Bitti. C'è ancora a Nuoro qualcuno che giura di ricordarsi di quella esecuzione. Le strade deserte, il rullo dei tamburi. Ma non è possibile. Ebbe luogo prima del 1860. È passato più di un secolo. Molti dei nuoresi di oggi forse non ne hanno nemmeno sentito parlare. Io sono stato qui da bambino, al seguito di mio padre, naturalmente. Nuoro era un grosso borgo di pastori, dove tutti, o quasi tutti, vestivano il bel costume tradizionale. Gente fiera e ospitale, ma anche sospettosa. Mio padre, secondo la tradizione di famiglia, volle piantare anche qui un bel bosco di pini. Ma gli ci volle del bello e del buono per far capire che si trattava di una pineta e non di una pinneta, che in nuorese vuol dire capanna. Il sindaco e i consiglieri comunali non capivano per quale ragione lui volesse piantare una capanna sulla collina. Poi l'equivoco fu chiarito e lo lasciarono fare. Abitavamo là, sopra la farmacia. Allora non c'era il giardino pubblico. La piazza era nuda, scoscesa. Laggiù è la collina dove mio padre piantò i pini, con i suoi soldati. Di là da quel portico un giorno io e mia madre vedemmo venire avanti una folla scura, che procedeva a rapida dietro due pastori coperti di polvere. E tutta quella gente non gridava, ma emetteva un ronzio sonoro come se pregasse. Poi qualcuno ci disse che avevano trovato un uomo assassinato al bivio di Orune. Io rimasi molto colpito da questo fatto e non riuscivo a capire come nessuno ne volesse parlare quando mia madre chiedeva notizie ai conoscenti. Non sapevo che a Nuoro di questi fatti non si parla. La Deledda, che invece non solo ne parlava ma ne scriveva, dovette andarsene via. Salutò dalla finestra della sua camera l'ortobene per l'ultima volta e andò a Roma. Ora riposa qui, nella chiesetta della Solitudine, ai piedi dell'ortobene. Ora Nuoro si è riconciliata con la sua grande figlia e ne mena vanto. Ha perduto molto della sua medievale rudezza e gli amministratori hanno piantato altri pini sul monte dell'Ortobene. Al di là dell'Ortobene è un paese senza pini, Orgosolo e il Sopramonte.